Parliamo adesso di quella denuncia del New York Times che in un video di 7 minuti racconta quello che è il passaggio di armi prodotte in Italia, in Sardegna, all'Arabia Saudita, armi che poi sono state usate, vengono usate dall'Arabia Saudita per la guerra in Yemen, provocando distruzione e morte. È un argomento vecchio sul quale il nostro governo, anche nella legislatura che è appena finita, ha dato spiegazioni e ha più volte risposto anche in sede parlamentare. Nuovamente ieri la Farnesina ha detto che l'Italia rispetta quelle che sono le regole internazionali. On Sardinia, a picturesque holiday island in Italy. Un'inchiesta del New York Times che rischia di mettere l'Italia in forte imbarazzo, un reportage molto accurato, 7 minuti di video per dimostrare, dice il titolo, come le bombe italiane uccidono civili yemeniti. Un tema molto delicato, quindi è anche noto, quello delle armi esportate dall'Italia in Arabia Saudita, al centro di un lungo dibattito politico. L'inchiesta è stata realizzata infatti con la collaborazione del senatore del Movimento 5 Stelle Roberto Cotti e del deputato di Unidos Mauro Pili, che hanno fornito durante la realizzazione dell'inchiesta, durata mesi, documenti, video e contatti. Il New York Times ricostruisce minuziosamente il percorso delle armi che dal cuore della Sardegna conduce in Arabia Saudita e si domanda: è illegale? La questione era stata sollevata già 2 anni fa, quando un gruppo di esperti incaricati dall'ONU di indagare sui crimini nel paese martoriato da una guerra che dal 2015 ha provocato 20.000 morti, aveva certificato appunto l'uso in Yemen di ordigni fabbricati in Sardegna nello stabilimento di Domus Novas vicino Cagliari dalla RWM, azienda con sede legale in provincia di Brescia e controllata dal gruppo tedesco Rheinmetall. I raid effettuati con quelle bombe di fabbricazione italiana, diceva l'ONU, possono costituire crimini di guerra. Dopo aver ricostruito con l'ausilio di immagini satellitari il tragitto delle navi cariche di bombe che attraversano il Mediterraneo verso l'Arabia Saudita, il New York Times mostra le conseguenze degli attacchi della coalizione a guida saudita. Le bombe prodotte in Italia sono le stesse, dice il giornale, che cadono sulle case dei civili. Tutto legale per il ministro Pinotti. E opera nel rispetto della legge. Operano nel rispetto della legge, certo. La vicenda è nota, il governo ha già chiarito più volte anche in Parlamento, e la risposta della Farnesina che aggiunge: l'Italia osserva in maniera scrupolosa il diritto nazionale ed internazionale in materia di esportazione di armamenti. L'Arabia Saudita infatti non è soggetta ad alcuna forma di embargo, sanzione o altra misura restrittiva internazionale e anche europea. Non solo, gli ultimi dati disponibili a livello europeo, dice sempre la Farnesina, dimostrano che le esportazioni italiane di armamenti verso l'Arabia Saudita sono minori di quelle effettuate dai principali paesi europei e in effetti Francia, Gran Bretagna e Germania guadagnano molto di più da noi vendendo armi al Regno Saudita. Nel nostro paese